Si è tolto la vita all'interno del capannone dell'azienda che pochi mesi fa aveva ereditato dal padre. La tragedia domenica mattina nella sede della Nuova Tech in via Bosco a Morgano. Proprio quella mattina Ivan Vedovato, 24 anni, si era dato appuntamento con un parente per sgomberare il capannone dal quale all'indomani avrebbe avuto lo sfratto esecutivo, ed è stato l'uomo a fare la tragica scoperta. Subito sono state avvisate le autorità. I carabinieri non hanno dubbi che si sia trattato di un suicidio. Il giovane ha lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni del gesto estremo, ragioni da ricercarsi nella difficile situazione economica nella quale versava l'azienda dopo la morte del padre, difficoltà delle quali Ivan Vedovato aveva accennato poco tempo fa all'imprenditore dell'azienda confinante. Mi ha parlato un po' di quello che gli è successo, insomma, che gli è morto il padre, che nella sua madre era separata, che viveva da solo e che per questa storia è stato un colpo tremendo per lui perché non sapeva cosa fare. Una situazione difficile, peggiorata nonostante gli sforzi del 24enne di rimettere in piedi l'azienda ereditata dal papà. Con il passare dei mesi la situazione debitoria si è aggravata fino allo sfratto che sarebbe diventato esecutivo proprio il giorno dopo la tragedia. Eppure nessuno ha intuito il dramma, la disperazione che ha portato Vedovato al gesto estremo. Se io avessi capito che era a quel livello lì, che era proprio così disperato, magari qualcosa potevo fare, però non immaginavo che fosse così. Oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, paese d'origine della famiglia, l'ultimo saluto al giovane imprenditore.